intervenire e come curare. Medici, ricercatori, bioingegneri e architetti sono concordi. La salute del futuro sarà inclusiva e si baserà sull'One Health, il principio che afferma che il benessere dell'uomo è interconnesso a quello degli animali, delle piante e dell'ambiente. Diciamo che l'interazione tra ambiente, tutto ciò che ci circonda, e l'uomo gioca un ruolo fondamentale nel determinare la salute dello stesso e quindi a questo punto possiamo calare prevenzione e terapia per migliorare e ottimizzare quella che è l'attesa di vita del nostro individuo. Del nuovo paradigma di salute circolare si è parlato di recente a Padova in occasione di un convegno che ha messo a confronto le esperienze e i risultati della ricerca contemporanea che si sta confrontando con nuove tecnologie, soprattutto nel campo della chirurgia robotica e con l'intelligenza artificiale, strumenti destinati a cambiare il volto della medicina di domani. L'applicazione dell'intelligenza artificiale che effettivamente è affascinante. E vediamo già questa applicazione in diversi contesti, nella capacità addirittura di predire e di anticipare quello che può essere l'evoluzione di una malattia. I robot ci aiutano, però l'uomo, il medico, è qualcosa in più. Quindi penso che in questo momento il futuro è oggi, la necessità di modificare e di migliorare la diagnosi e la cura dei pazienti con l'aiuto della tecnologia è fondamentale. Il cambiamento nel mondo chirurgico, ad esempio, spostato sulla robotica, ha fatto delle modifiche, dei cambiamenti, del miglioramento delle risorse peraltro e quindi anche dei tempi di attesa e dell'operazione dei pazienti, quindi è un mondo in evoluzione. Quindi ben venga, siamo tutti pronti ad accettare e soprattutto cercare di contribuire con la ricerca nell'evoluzione a formare i nostri giovani medici. A distinguersi per capacità innovativa in questo settore sono anche le piccole e medie imprese del Veneto, terza regione italiana per numero di attività del manifatturiero biomedicale. Quando si dice che per fare internazionale, ad esempio, che il nostro mestiere bisogna essere grandi, noi spesso andiamo a dire no, non è vero, bisogna essere unici. Ecco, se c'è un esempio delle nostre piccole e medie imprese anche nel settore biomedicale che hanno raggiunto delle competenze, delle qualificazioni veramente importanti, quindi l'importante non è la dimensione in quanto tale, ma è la ricerca applicata che viene fatta all'interno. Ecco, su questo noi nel Veneto abbiamo poi anche nel campo, diciamo, biomedicale una biodiversità dei prodotti, abbiamo veramente tanti prodotti perché parlare di biomedicale è un mondo immenso e quindi il fatto che qui ci sia questa grande biodiversità è anche questo un motivo di orgoglio, ma soprattutto di tenuta economica e sociale qualora qualche settore andasse in crisi. Un tema strategico per lo sviluppo del comparto è quello che riguarda l'aggiornamento o la sostituzione delle apparecchiature obsolete. Possiamo dire che l'imaging, tutto quello che è l'immagine, è una tecnologia che evolve molto rapidamente, da cui anche l'intelligenza artificiale applicata alle immagini corre molto velocemente, quindi qui diciamo che bisogna investire. Altre tecnologie che sono un po' più tradizionali potrebbero essere rinnovate invece di cambiare un device, perché solo per avere 15 anni è vecchio, si potrebbe dire beh, a 15 anni vediamo di rimetterlo un po' a nuovo. Bisogna cercare oggi di fare una scelta su dove investire sull'alta tecnologia e cercare di mantenere le tecnologie un po' meno innovative. La ricerca sta offrendo risultati più che promettenti anche su nuovi materiali. Non più materiali che arrivano dalla sintesi di prodotti, ma da prodotti della natura, vuoi scarti dell'industria tessile piuttosto che lo scarto alimentare, sia produzione di materiali naturali quali la seta, che hanno dimostrato potenzialità interessante nel settore della medicina, particolarmente nella rigenerazione dei tessuti. In prospettiva di salute circolare, l'ospedale del futuro, oltre che con materiali più possibile sostenibili, sarà progettato riflettendo anche sull'importanza della luce, che diventa strumento di terapia integrato all'architettura. L'ospedale del futuro sarà una luce modulabile qualitativamente al servizio delle vere esigenze, nel senso che l'idea che esista una sola luce è un'idea abbastanza antica, antiquata. Noi avremo più luci. Però la cosa interessante, la buona notizia è che oggi abbiamo la grande capacità di modulazione e di reattività dei sistemi che diventano dei sistemi intelligenti che capiscono le reali esigenze dei pazienti ma anche del personale curante. Per cui è una bella sfida tra quelle che sono delle esigenze della patologia e le esigenze invece del vivere bene all'ospedale.